Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Allora, eccoci qua, siamo pronti per iniziare come sempre una nuova puntata di Made in Polesine. Anche questa settimana siamo qua, puntuali e precisi, e poi quest'oggi siamo anche arrivati con un po' di anticipo, una cosa molto strana comunque, se vogliamo. Allora, dicevo, buona giornata da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Buongiorno ascoltatori. Buongiorno Leandro. Buongiorno Davide. Io te lo chiedo tutte le settimane, trascorso bene, finalmente c'è caldo, la mattina piove, poi dopo c'è bel tempo, le macchine quando sono al sole ti fanno morire, ecco, sì, eccetera. Questa è una cosa che purtroppo è una delle cose brutte, negative, insomma, dell'estate, quando entri in macchina 2000 gradi, insomma, ecco, vabbè, dai, Fahrenheit. Questo è. Un saluto ai nostri cari amici di Radio Diva, agli amici di Radio Colbia e anche agli amici di Made in Polesine Web TV. Ecco qua, abbiamo salutato tutti i nostri cari amici e adesso andiamo subito con i titoli. Posso andare? Vai. No, perché devo chiedere. No, vai. Che... Vai. Allora, primo titolo, agricoltura e biogas. Secondo, torna l'eroe del Delta. Ma chi sarà? Poi, solo per i numeri 1. Altro titolo, giovani e orto. Ultimo, ma non ultimo, imbarcabili e solidarietà. Ecco, imbarcabile e solidarietà. E dopo spiegheremo cosa vorrà dire. Chissà cosa. Mi tiene sempre sulle spine, sull'anonimato. Dai, allora ci prepariamo e poi iniziamo la puntata di oggi di Made in Polesine. Allora, siamo ritornati e siamo pronti per iniziare la vera e propria puntata di oggi di Made in Polesine. Il nostro primo titolo, parliamo di agricoltura e biogas, è una cosa molto importante questa. Allora, la settimana scorsa ho avuto occasione di seguire un paio di aziende che sono nell'agricoltura, io l'ho chiamata agricoltura 2.0 perché ogni volta riescono a stupirmi con effetti speciali. Una prima cosa fatta attraverso, diciamo, un'operazione che ho fatto con Produttori Sementi Polesani, che è un'azienda importante di Corbola, e siamo andati a vedere il grano turco. Ho scoperto che ci sono dei multinazionali che fanno talmente tanti esperimenti, riescono a fare talmente, e non OGM tra l'altro, quindi sai che da noi c'è il divieto assoluto dell'OGM, però ciò nonostante riescono a fare dei prodotti che riescono a superare l'attacco dei funghi, l'attacco dei parassiti, eccetera, e quindi a bocca aperta. E l'altro giorno invece poi sono stato a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova, dove ho visto hanno inventato, che io pensavo fosse impossibile, la barbabietola di mezza stagione. Sai che diciamo sempre che non ci sono più le mezze stagioni. Esatto. Loro ci hanno inventato la barbabietola e naturalmente hanno fatto vedere che con questa barbabietola, oltre che fare il biogas, che è una cosa importante, oltre che fare lo zucchero, oltre che altre cose, riescono a recuperare quel 70% di scarto che c'è nella barbabietola, che è tutto il fogliame, e riescono a fare il concime. E quindi chapeau. Perché ne parliamo? Prima di tutto perché io sono affascinato di un mondo che non mi appartiene, non conosco assolutamente, non so da che parte cominciare se dovessi anche piantare un radicchio o un asparago. Però vedi dei macchinari straordinari, delle conoscenze importanti. L'agricoltore 2.0 effettivamente è una categoria dove il 90% sono laureati o perlomeno sono periti agrari, ne sanno veramente tantissime, e quindi complimenti. Da qua diciamo che la politica sembra stia appoggiando tutto questo. Sappiamo che con il Recovery Fund molti fondi andranno proprio su queste ricerche, eccetera. Però ricordiamo, per esempio, visto che parliamo di barbabietole, che nel nostro territorio c'erano tanti zuccherifici, e per una scellerata scelta europea avvallata dai nostri governanti del tempo, fine anni 80, primi anni 90, hanno smantellato questa, e in Italia ce ne sono rimasti 2.
Quindi meditate, gente, meditate. Prima Quando, si andava un po' meglio anche in ecco, qualche- quando la politica riesce a fare dei guai, dopo per recuperarli è molta fatica. Era un indotto non da poco, anche quello che avevamo noi qua proprio a sì. Portoviro, insomma, ecco, dava lavoro a parecchia gente. Poi Sì, ne abbiamo già parlato, con la abbiamo già detto. di questo importante sito, diciamo, insomma, ne è venuto a meno un po' a tutti quanti. Ah beh, caspita, ne abbiamo già parlato, che hanno scelto magari un sito che era logisticamente più penalizzato che Ponte Longo, potevano rimanere qua a Portoviro dove c'era, ma queste sono state scelte politiche che stiamo appunto pagando. Speriamo che con questo recovery fund ancora si riesca a recuperare, perché l'agricoltura è una delle basi fondanti dell'economia italiana e in particolar modo dell'economia polesana. Ok. Fine. Con questo abbiamo concluso il nostro primo argomento. Adesso noi ci sentiamo una brevissima pausa e torniamo per continuare Made in Polesine. E adesso, miei cari, un altro argomento che ci sta veramente a cuore, anche se sinceramente posso intuire, ma non so. Allora, il titolo è questo: torna l'eroe del Delta. Chi è l'eroe del Delta? Ma l'eroe del Delta è Nutriamen. Eccolo qua. Allora, Nutriamen finalmente, dopo 2 anni, 1 anno e mezzo di pandemia che hanno bloccato tutto, tra l'altro doveva essere fatta il 25 aprile 2020 la prima, poi dovevano rifarla adesso subito dopo la zona gialla, e purtroppo il cinema Eden è chiuso, non si sa poi se riaprirà o meno, e finalmente ha trovato una collocazione che il 2, il 3 e il 4 luglio su Piazzale Europa a Rosolina Mare verrà proiettato finalmente Nutriamen. Ho sentito il regista Michele Pezzolato, mi ha detto che l'opera è un'opera importante dal punto di vista tecnico, ha detto che hanno fatto veramente grandi cose con le attrezzature che hanno. Io ho visto un paio di trailer, effettivamente sono bravi. Gli ultimi 15 minuti di battaglia finale, che noi tra l'altro siamo andati a vedere, abbiamo visto in registrazione, diciamo, che poi era proprio fatta con 7-8 droni, 4-5 telecamere eccetera. A detta del regista, io ho visto un pochino un'anteprima, è veramente un'opera di grande cinema. Bravissimi, perché un conto a fare cinema con dei budget. Poco tempo fa avevamo intervistato una produzione che era qua in Basso Polesine, e per fare 6 puntate avevano 6 milioni di euro di budget. Ecco, vedi? Fare questo con 6 milioni di euro non è facile, ma in ogni caso è molto più facilitato di farlo senza budget. Quindi chapeau alla Titan Picture, a Michele Pezzolato e a tutti gli attori di Nutriamen. Ricordiamo il 2 luglio, la prima in assoluto, Rosolina Mare. 2, 3, 4, quindi mi dicevi. Il 3 e 4 poi le repliche, però il 2 è la prima in assoluto, quindi immagino ci sarà parecchia gente, insomma, perché... Sì, i numeri purtroppo sono limitati perché ancora la pandemia fa da regina, però sappiate che comunque il 2, se c'è la possibilità, andate a vederlo, perché io ho visto un pochino di anteprime. Bel film, bravi. Vale veramente la pena vederlo, insomma, ecco. Sì, va bene. Decisamente sì. Ok, allora dopo questo chapeau ai nostri amici, al nuovo Nutriamen, l'ultima di Nutriamen. Ci sentiamo e torniamo tra poco per continuare Made in Polesine. Siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, la prima messa in onda, vi ricordo, il giovedì, poi durante il fine settimana le varie repliche. E adesso andiamo subito con un altro titolo, parliamo di Solo per i numeri 1. Noi siamo esclusi da questa cosa, no? Assolutamente. Allora, sì. Cos'è innanzitutto Solo per numeri 1? È un'associazione sportiva dilettantistica che fanno delle scuole di calcio solo per i portieri, da qui Solo per numeri 1. Esatto. Hanno fatto un camp a Taglio di Po domenica scorsa, organizzatore, che tra l'altro è anche uno dei promotori di questa associazione, Luca Modena, che è il preparatore atletico della Tagliolese, sì, ma è stato anche atleta della Tagliolese, che salutiamo. Ciao, salutiamo Luca. Tra l'altro con noi aveva fatto il presentatore, il conduttore di una rubrica che si chiamava Non Solo Calcio, sì. Ed è veramente una grande bella persona, e comunque ha fatto questa cosa qua importante, perché hanno insegnato e dato qualche malizia in più
ha una quarantina di aspiranti portieri, c'erano anche delle persone amatori che non giocano più, ma ciò nonostante hanno voluto saperne di più, perché ci sono dei preparatori che a livello nazionale hanno fatto tutta una bella carriera e soprattutto sono grandi appassionati e grandi preparatori. Che poi diciamo il ruolo del portiere è stato un po' in secondo piano, se vogliamo, perché insomma tutti vogliono fare gol, tutti vogliono fare l'attaccante, però sappiate, miei cari ragazzi, bambini, quelli che, anche coloro proprio i pulcini che si affacciano nel mondo del calcio, che il ruolo del portiere è veramente molto importante, insomma, se il portiere non para, perché salvare un gol è come fare un gol. Bravo, esatto, è vero. Quindi... infatti l'avevano sottolineato, se vi capita di guardare l'intervista su Made in Polesine, sottolineano il fatto che la figura del portiere è cambiata, il portiere non è più l'uomo dalle mani d'oro, ma è un calciatore completo che è anche importante per la fase offensiva deve anche tra l'altro essere capace con i piedi, perché esatto. Una volta tutti i retropassaggi si potevano prendere con le mani, adesso no, è un po' più difficile, devi anche ma soprattutto districarti un po' con i piedi, ecco. Deve avere una visione del gioco importante, che poi aiuta tutta la squadra. Comunque complimenti Luca Modena, complimenti a questa associazione Solo per Numeri 1 e bravi. Bene, allora anche oggi parliamo solo bene di tutti. Che buoni che siamo. Come mai sta cosa? C'è qualcosa che non va. Dobbiamo farci perdonare qualcosa da Dio. Ci sarebbero di cose, non le diciamo perché non è il caso. Dai, ci sentiamo tra poco allora per continuare come sempre Made in Polesine. Siamo pronti a ripartire dopo questa brevissima pausa. Adesso un altro titolo molto interessante, parliamo di giovani e orto. Allora continua questa orto poi come ortaggi, come cultura, sì. Continua la nostra trasmissione positiva oggi, sì, perché parliamo di una cosa particolare fatta nella scuola di Taglio di Po e di Amaestri in collaborazione con Foglie Vive ed alcuni insegnanti, uno tra i tanti anche Foglie Vive. Gildo Gildo Turolla, che praticamente hanno nello spazio che c'è dietro la scuola e di Maestri a Taglio di Po un orto, e dove hanno coinvolto i ragazzini delle elementari e delle medie per far vedere come sta crescendo una pianta, eccetera. Questa qua secondo me è una cosa interessantissima. Tra l'altro i ragazzini hanno fatto delle schede con un Q-code, dove praticamente col tuo telefonino vedi che tipo di pianta hanno piantato, che tipo di cultura, bravi, è un progetto secondo me interessante da ripetere in tante parti d'Italia. Fa il palo con il discorso che abbiamo fatto prima dell'agricoltura 2.0, c'è un ritorno all'agricoltura e bisogna educare i ragazzini a quanto è importante la terra, a quanto è importante rispettarla, perché se la rispetti ti dà ancora, se la violenti a un certo punto la terra si esaurisce. Esatto. Quindi bravi, quindi complimenti a Foglie Vive, salutiamo naturalmente il presidente Passarella, salutiamo Gildo Turolla che è appunto uno degli insegnanti che è promotore di questa bellissima iniziativa, e brava naturalmente anche l'amministrazione della scuola di Taglio di Po con la sua preside e i suoi insegnanti, che hanno fatto sì che questa cosa si potesse fare. Bravi. Quindi orto didattico, scuole di Maestri e Taglio di Po in collaborazione con Foglie Vive. Cosa vuoi di più dalla vita? Bravi, sono stati bravi. È una cosa molto, molto positiva questa, sicuramente. Bene. Anche qua, se volete guardare un servizio, c'è su Made in Polesine. Casualmente c'è. Ma dal caso. Vorrei anche sapere chi l'ha fatto, chi l'ha realizzato. Ce l'hai vicino? Eccolo qua. Va bene, dai. Andate a vederlo comunque, che è sempre molto interessante. Ci sentiamo tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. Ed eccolo qua, l'ultimo argomento che andiamo a sviluppare oggi. Parliamo il titolo è così: imbarcabili e solidarietà. Adesso ci spiegherà. Allora, Imbarcabili è stata una manifestazione che si è tenuta a Porto Levante una decina di giorni fa, dove a disposizione ha messo delle barche con il loro pilota, eccetera. Questa è stata organizzata tra le altre dall'associazione Crossabile ed anche dal nostro amico Paolo Comunian, che salutiamo. è giusto ciao Paolo, salutarlo. Ciao.
e praticamente hanno imbarcato, da qui il nome imbarcabile, le persone con delle disabilità, magari con disabilità fisiche, qualcuno di amputazioni eccetera, e quindi hanno potuto vivere in sicurezza una giornata che per loro magari sarebbe stata molto difficile, perché imbarcare una carrozzina su una barca è molta fatica. Esatto. Poi c'era un'esibizione di freestyle di un bravissimo pilota di cross, quindi è stata veramente una giornata straordinaria. E anche qua, visto che parliamo oggi, siamo veramente molto molto buoni, anche qua è importante sottolineare quanto la solidarietà sia indispensabile nel nostro paese, ma soprattutto per le persone che hanno disabilità. Fargli vivere una giornata così sicuramente fa bene a tutti, fa bene a chi l'ha organizzata e fa bene anche a chi ne fruisce. Esatto. E quindi bravi, complimenti a Marina di Porto Levante, complimenti all'associazione Crossabile e complimenti a tutti quelli che hanno partecipato. Veramente sì. Chapeau veramente. Oggi Bella. sono particolarmente buono. Anche questa è una bella iniziativa, Sì. è stata una cosa positiva. Anche qua, se volete vedere un articolo, c'è su Made in Polesine. Sempre il nostro amico, sempre il nostro amico Sì. Leandro Maggi che Tra l'altro ha realizzato. le stesse cose le vedi anche su Rovigo in diretta, perché c'è una partnership attraverso anche con Davide eccetera, con questa testata giornalistica di Rovigo. Va bene, quindi E sappiate che siamo anche lì noi. stiamo facendo un po' di, come dire, Di comunella. 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 Bella Va bene. comunella, però. Comunella, come di solito è una cosa negativa, invece questa qua è positiva. Rende bene l'idea, comunella, Va bene. veramente. Dai. Allora ci sentiamo tra pochissimo allora per i saluti finali. Siamo veramente nella fase conclusiva, quindi a questo punto andiamo a concludere quello che è la puntata di oggi di Made in Polesine. Un ringraziamento come sempre a tutti coloro che costantemente ci ascoltano tutte le settimane, un ringraziamento a Radio Diva, a Radio Colbe e anche a Made in Polesine Web TV e soprattutto a Leandro Maggi che è il nostro conduttore ufficiale, insomma, di E al grande Davide Milan Stefanelli, che tra l'altro è il paron tutto. È il paron da giostra. È il paron della giostra. No, dai. Non è Ma siamo qua noi, sai, ce la godiamo e ce la viviamo questa avventura insomma, che tanto ci piace. Bene, l'appuntamento quindi è rinnovato per la prossima settimana. Un ringraziamento particolare da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, il nostro chapeau. 3, 2, 1. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.